venite a darci una mano a raccontare questi passaggi con la Marinenga e con la lingua friulana, che è una lingua a tutti gli effetti e che noi riconosciamo come tale. Qualche parola ci sfugge, ma permetteteci almeno di dire mandi Fravis! Non c'è stato paese, non c'è stata comunità, non c'è stata strada che non abbia esposto tricolori e motti inneggianti agli alpini. Che tu arrivassi dalla Carnia, dal Veneto, dal veneziano, dal triestino, abbiamo trovato inni rivolti agli alpini e parole di benvenuto. Udine si è vestita di tricolori e le vetrine hanno fatto a gara per testimoniare la radicatissima tradizione alpina della gente friulana. Certo, quello che hai fatto e dato non sarà mai dimenticato. Mandi Enzo, grande organizzatore, grandissimo organizzatore del Giro d'Italia e non solo. Il suo cappello sfila oggi, mancato troppo presto per noi, lo ricordiamo in sfilata con lo striscione e il cappello. Mandi Enzo, guardaci da lassù e continua a fare in modo che lo spirito degli alpini friulani voli alto come le aquile. Udine! 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 Forza con un po' di coraggio! Udine! Udine! Oh, adesso mi si sente! Avete fatto tanto! Non potete lasciarci adesso! All'unisono! Tutti insieme, tutti guarda! Udine! E ce lo godiamo questo finale di sfilata, perché ci sentiamo davvero una grande famiglia. Siamo la grande famiglia degli alpini e questi ragazzi che si sono presi la pioggia venerdì se la sono presa al mattino e al pomeriggio, se la sono ripresa oggi, meritano tutta la nostra considerazione. Sono ragazzi di famiglia, sono uomini e donne che a casa hanno qualcuno e hanno bisogno della nostra solidarietà. Noi ci siamo! Udine, Udine, con i suoi settori, Udine, Udine, con le sue glorie, Udine, Udine, con il suo castello, Udine, Udine, con la sua bellezza, con la sua aria domestica, con la sua raffinata capacità di far sentire tutti a suo agio, vicini nella gioia, uniti nella prova e quante volte rischierandovi come uomini in armi di rientro dalle missioni all'estero. Avete sentito in piazza, avete sentito il calore della gente friulana. Quando parlava dei ragazzi che hanno preso l'acqua, quando parlava dei ragazzi che sono qui, parlava dei nostri soldati in armi per i quali voglio un applauso infinito. Questi ragazzi